Un messaggio di speranza è quello che Antonella Monreale, insegnante e regista, ha scritto per i suoi alunni che in questi giorni bui vivono momenti di malinconia e solitudine, per stare loro vicino, anche con questo messaggio di speranza. Per queste ragioni Antonella Monreale ha scritto questo racconto che vi proponiamo, che ci porterà a riflettere sul passato, ma anche sul nostro futuro. La voce narrante è quella della brava Zaira Picone, che ha dato magistralmente voce al testo della Monreale. Forza bambini, è arrivata l'ora di ascoltare. Chiudiamo gli occhi e iniziamo a volare. Ma che cosa? Ma come con che cosa? Con la fantasia, no? Allacciate bene le cinture. Si parte! Nel paese delle meraviglie, dove tutto era luminoso e colorato, la gente viveva felice e serena. Ma con il passare del tempo, purtroppo, le persone diventarono pian piano sempre più malvagie, invidiose, gelose ed egoiste. Si credevano invincibili e volevano prevaricare sempre gli uni sugli altri. Gli abbracci erano diventati sterili e senza passione, così come i rapporti umani. Anche la natura aveva cambiato il suo percorso. Tutto quello che di bello si era costruito, poco alla volta si era screpolato. I mari si spostavano, l'aria diventava sempre più irrespirabile e pesante. Gli uccellini non cinguettavano più e gli alberi si bruciavano. Un brutto giorno successe un fatto inspiegabile. Un mostro cattivo ed orrendo, che si credeva un re, arrivò nel paese delle meraviglie. Cominciò pian pianino ad insinuarsi fra la gente. Non aveva un aspetto umano, ma solo a nominarlo faceva paura. Quindi la gente, pur di non incontrarlo, si rinchiuse nelle proprie case ed usciva solo per comprare lo stretto necessario, ma travestiti con una mascherina. Così facendo iniziarono a cambiare le loro abitudini. Incominciarono ad assaporare il calore della casa, della famiglia. Riscoprirono il valore di un bacio, di un abbraccio. Scoprirono anche di avere uno spirito patriottistico, di avere un'anima e di saper pregare col cuore. Ma al di fuori delle amorevoli mura domestiche, il brutto mostro mieteva disperazione e morte. Ma la gente lottava con tutte le forze per superare quel brutto momento. Fu così che nei cuori di tutti nasceva pian piano una piccola creatura chiamata Speranza. Lei cresceva ogni giorno di più e diventava sempre più grande, come una bella bambina che sorride, le si illuminano gli occhi e il suo sorriso fa dimenticare le bruttezze del mondo e ti scalda il cuore. Ecco, bambini, la speranza è proprio così, bella, luminosa e solare. E sarà proprio lei che, crescendo dentro ognuno di noi, E io? ma sì, anche dentro di voi, cuccioli, ci aiuterà a superare questo difficile momento, fino a quando finalmente usciremo di casa e torneremo ad abbracciarci, a stringerci e a salutarci. Sarà tutto meraviglioso. Basta odio, violenze, gelosie, basta tutte queste bruttezze. Ci riscopriremo nuovi. Un nuovo sorriso e sarà proprio
come quando un temporale se ne va, lasciando spazio a un bellissimo arcobaleno.